Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Teleuropa Network a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Come al solito apriamo con il bollettino diramato dalla Regione Calabria. Sono più di 1000 i positivi al coronavirus nella nostra regione, questi i dati del bollettino di oggi, ma vediamo nello specifico com'è andata. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 19.209 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.009, 38 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 18.002. Dei soggetti positivi rilevati in data odierna, 36 appartengono al focolaio di Torano Castello e si aggiungono ai 22 notificati il giorno 14 aprile, quindi in totale fanno 58. Sono in corso di verifica ulteriori tamponi nelle RSA di Torano. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 60 in reparto, 2 in rianimazione, 89 in isolamento domiciliare, 27 guariti e 25 deceduti; a Cosenza 47 in reparto, 3 in rianimazione, 264 in isolamento domiciliare, 20 guariti e 21 deceduti; a Reggio Calabria 30 in reparto, 4 in rianimazione, 192 in isolamento domiciliare, 28 guariti e 15 deceduti; a Vibo Valentia 5 in reparto, 52 in isolamento domiciliare, 8 guariti e 5 deceduti; a Crotone 15 in reparto, 84 in isolamento domiciliare, 7 guariti e 6 deceduti. Nel bollettino di ieri sono stati inseriti 8 positivi relativi all'ASP di Reggio Calabria, ma si trattava di casi già noti, secondo e terzo tampone, per cui nella stesura del report odierno è stato rettificato il dato. È in corso un'ulteriore verifica ottenuta incrociando i dati provenienti dal laboratorio, dal Dipartimento di Prevenzione e dai reparti di cura, in maniera da appurare eventuali, seppur minime, discrepanze. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria ad oggi sono 7.232, così distribuiti: a Cosenza 1.560, a Crotone 1.478, a Catanzaro 1.677, a Vibo Valentia 470 e a Reggio Calabria 2.047. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione e provengono da zone a rischio sono 14.902. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. E la vicenda di Villa Torano, proprio al centro delle cronache, c'è un'indagine in corso da parte dei NAS coordinata dalla Procura di Cosenza, diretta da Mario Spagnuolo, proprio per capire cosa è realmente accaduto. Ma noi ricostruiamo i vari passaggi nel servizio della collega Isabella Roccamo e con la testimonianza del presidente del Consiglio Comunale di Torano Castello. Il pasticcio dei tamponi effettuati a Villa Torano, superata la sciocchezza dei guanti non cambiati da chi ha effettuato i prelievi, resta da capire il perché dei test sbagliati. Cosa è successo? Tutto è inizio dopo il risultato positivo del tampone effettuato su una paziente della casa di cura ricoverata a Cosenza. La donna era stata trasferita all'Annunziata a seguito di una crisi respiratoria. Il test positivo aveva fatto scattare l'allarme. La struttura ha così deciso di effettuare il tampone al personale e ai pazienti, ma qualcosa non ha funzionato nelle procedure. Intanto la Protezione Civile ha fornito 200 tamponi alla RSA di Villa Torano, la prima anomalia visto che non sarebbe stato nell'immediatezza coinvolto il Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Cosenza. Chi ha seguito poi i tamponi? C'è una nota diramata dall'Ordine degli Infermieri di Cosenza che dichiara che nessun infermiere ufficialmente ha eseguito i tamponi poi risultati errati. Intanto quei test sono stati successivamente inviati alla Mater Domini di Catanzaro, dove sono risultati 67 positivi, un numero decisamente elevato che ha creato allarme e preoccupazione, ma la task force dell'ASP di Cosenza ha intuito che qualcosa non andava. Troppi asintomatici e concentrati in un solo ambito. Qualcosa dunque si è inceppato, o nei prelievi oppure nei successivi passaggi fino ai laboratori della Mater Domini, dove tra l'altro si è dimesso il direttore sanitario Franco Caracciolo, dimissione arrivata nelle ore successive al giallo dei tamponi. L'ASP di Cosenza ha poi provveduto a ripetere i prelievi
prelievi a medici, infermieri e ospiti della struttura di Torano e gli esiti sono meno drammatici. Ci sono sì casi positivi nella RSA di Villa Torano, ma in misura decisamente più contenuta rispetto a quanto avevano evidenziato i primi esami. Ma il presidente del Consiglio Comunale di Torano, Mariolino Fava, ricostruisce la vicenda e spiega come sono andati i fatti. La realtà di Villa Torano ad oggi è questa. Allora, i tamponi effettivamente sono stati ripetuti perché i primi purtroppo erano stati fatti con un metodo sbagliato. Allora, hanno ripetuto i secondi, addirittura hanno rifatto i terzi tramite ASP di Cosenza per avere la certezza che naturalmente i positivi siano quelli giusti e non quelli che stanno fantomaticamente dicendo TV e giornali spazzatura. Da oggi purtroppo il comune è blindato, infatti ci saranno delle immagini, tutti i varchi attivi verso Torano saranno chiusi da carabinieri, polizia e forestale e quindi il paese nessuno può entrare e uscire se non per stretta necessità. Un appello pure in paese di non rispondere ad attacchi sui social da parte di altri paesi, magari c'è qualcuno che va a fare dei commenti e parla a sproposito. In questo momento ci create soltanto dei problemi, perché Torano non merita questo e comprensorio nemmeno questo. Poi, se ci saranno state delle anomalie, non siamo noi a giudicare, ma ci sarà la magistratura, casomai per fare gli accessi ai vari atti inerenti alla struttura e naturalmente se ci sono stati degli errori si paga. Però come voi mi insegnate, quando un imprenditore viene additato, sicuramente le motivazioni magari ci saranno, ma ogni imprenditore non credo che abbia voluto portarsi nella propria struttura un virus, sicuramente, o magari se ci sono state delle inadempienze o delle negligenze, questo poi naturalmente sarà verificato, però per il momento fateli lavorare tranquillamente e rispettiamo chi sta lavorando e chi si sta operando perché tutto finisca al più presto e che questo maledetto virus possa ritornarsene da dove purtroppo è stato creato. Ma le responsabilità non sono di un infermiere come era emerso proprio all'inizio dell'intricata vicenda, lo testimonia anche il segretario dell'ordine Sposato. Sentiamo. Non ci sta Fausto Sposato a far passare un infermiere come responsabile dei tamponi, chiamiamoli con anomalie, effettuati a Villa Torano. Il presidente dell'Ordine degli Infermieri Cosentino chiarisce l'accaduto e plaude tutti coloro che senza sosta sono da circa 3 giorni all'interno della struttura, continuando nel loro operato. Quanto sta succedendo è veramente paradossale, anche se vogliamo come dire, ironico. Abbiamo fatto una smentita dicendo che non è stato nessun infermiere a eseguire i tamponi su Villa Torano, i primi tamponi su Villa Torano, per cui la falsa positività o la falsa negatività di alcuni pazienti ed operatori non è sicuramente da attribuire a manovre errate fatte da personale infermieristico. Sono stati altri professionisti a eseguire i tamponi. Noi abbiamo chiesto che si facesse chiarezza su questa vicenda e che se ci dovessero essere delle responsabilità vengano individuati i responsabili e vengano sanzionati per come è previsto dalla normativa. L'attenzione sulla sanità privata non l'abbiamo avuta da anni, lo stiamo dicendo da anni, come da tempo stiamo dicendo di eseguire i tamponi, di munire tutti gli operatori sanitari di dispositivi di protezione individuale adatti, appropriati, nessuno ci ascolta e questo oggi è il risultato. Noi vogliamo rimarcare l'impegno ancora una volta degli infermieri, dei professionisti con competenza. All'interno di Villa Torano ci sono infermieri che sono lì dal giorno di Pasquetta, da giorni per assistere pazienti negativi, sono negativi anche loro naturalmente, ma sono lì, stanno dimostrando un senso di appartenenza come pochi professionisti. Facciamo chiarezza, facciamo informazione, ma facciamola in modo chiaro, in modo trasparente, soprattutto in modo corretto. Mottavollone insorge, non vogliamo gli anziani di Villa Torano, seppur non contagiati. Il sindaco Romeo Basile ha emesso un'ordinanza che vieta proprio l'ingresso nel comune di pazienti provenienti da Villa Torano per evitare ulteriori contagi. Intanto la notizia è che i pazienti ovviamente non contagiati verranno trasferiti all'hotel San Felice proprio a Torano.
Gli anziani di Villa Torano a Mottafollone non ci sta il sindaco del piccolo borgo della provincia di Cosenza che ha disposto con un'ordinanza che il trasferimento potrà avvenire solo dopo un doppio esito negativo dei tamponi. Abbiamo bloccato l'accesso per un motivo semplice, per evitare il contagio, che il contagio da altrove, tipo Villa Torano, passa qua. Ma la cosa più brutta è che noi di tutta questa vicenda non sapevamo niente, l'abbiamo appresa solamente tramite social. Ma in verità noi non siamo contro nessuno, perché ci teniamo alla solidarietà, a tutto quello, le cose più belle di questo mondo. Non vieteremo in seguito anche l'ingresso a tutti coloro, a quelli che hanno 2 tamponi negativi a distanza ovviamente di qualche giorno l'uno dall'altro. Noi avremmo voluto da parte della Regione, da parte dell'azienda sanitaria, da parte anche della struttura di Villa Torano, un tavolo di concertazione per discutere insieme come affrontare i problemi e come risolverli nel modo indolore, in un modo pieno di collaborazione, non che dobbiamo sapere le cose così. Poi la nostra è una popolazione prettamente anziana, quindi non ci possiamo permettere nessun errore, nel modo più assoluto, e né possiamo permettere agglomerati nell'interno della struttura, dove essendo soggetti completamente fragili li esponiamo a qualunque tipo di rischio. Quindi è una fase molto delicata a cui ci teniamo a mantenere la salute dei cittadini. In un territorio, la Valle dell'Esero, che è completamente al momento attuale esente da qualsiasi contagio, zero. Quindi siamo come scudo anche verso gli altri paesi che ci hanno dato tutti i sindaci della zona, iniziare da San Sostri, da Maldito, da Sant'Agata, da San Marco e anche gli altri, la piena solidarietà. Nel prossimo servizio invece vediamo qual è la situazione del Covid nel Reggino, ce ne parla il nostro corrispondente. 4 giorni con contagi zero e Reggio Calabria e provincia tirano un piccolissimo sospiro di sollievo. La strada è ancora lunga, non ci si illude, ma l'impegno degli eroi in camice e di quelli in divisa sta facendo registrare un risultato confortante. 4 giorni e si spera che quello che sta finendo confermi il trend. Ma certo il risultato è importante e si contestualizza in un quadro dell'epidemia che ha lasciato indubbiamente il segno, sebbene dal punto di vista numerico il dato complessivo autorizzi a pensare che l'azione di contenimento, almeno fino ad ora, è stata fruttuosa. Infatti, ai 133 casi positivi di Reggio Città si passa ai 29 di Melito e ai 14 di Montebello Ionico, poi si scende vertiginosamente con paesi con 0 casi e cittadine che fanno registrare 1 o 2 positivi. Il massimo che si registra è 8 casi, numero che compare nelle caselle di 2 soli centri. Insomma, la media provinciale è dello 0, qualcosa, un'inezia. Nota interessante, diminuiscono i ricoveri al grande ospedale metropolitano di Reggio, siamo a 33, aumentano le guarigioni, 28. Però un pensiero non può essere negato, anzi deve essere esaltato, un pensiero a quelle 13 persone che la battaglia, anzi la guerra contro Covid-19 non l'hanno vinta. Adesso nuovi screening a Bocchigliero nel Cosentino, l'ASP sta effettuando un'altra serie di controlli su degenti e dipendenti della casa di riposo Santa Maria e su altre categorie di soggetti sul territorio. L'attenzione sul Bocchigliero non scema, la strategia studiata per arginare il contagio nel comune silano sta dando buoni risultati, ma l'azienda sanitaria provinciale non ha abbassato la guardia sulla RSA dove sono state riscontrate diverse positività e sul territorio. Proprio stamattina è presente l'ASP nella struttura, nella nostra casa di riposo che è stato oggetto del focolai per rifare i tamponi agli anziani e ai dipendenti che in questo momento sono in servizio. Nella struttura ad oggi ci sono 11 casi positivi e 4 invece negativi, quindi si spera che dopo quasi 20 giorni qualcuno sia negativizzato. Invece per quanto riguarda i casi positivi dei dipendenti che già sono in quarantena da 20 giorni, una per fortuna è risultata negativa dopo al secondo
tampone. Il terzo di oggi, che anche allora è stato fatto, si spera che riconfermi la sua negatività insieme ai familiari che sono in quarantena con loro, diciamo. Quindi diciamo che dopo questi 21 giorni si spera un po' che la fase acuta del virus stia scemando e quindi che un po' tutto tende a negativizzarsi. Abbiamo fatto un controllo pure all'esterno, diciamo, di quello che è la struttura una settimana fa, e quindi per monitorare un po' se c'erano casi al di fuori di quello della struttura sanitaria. Per fortuna tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi, e mi riferisco soprattutto ai commercianti, alle forze dell'ordine, anche agli organi di controllo come me, come il sindaco, la giunta e altre figure, diciamo, che insieme a noi sono state più esposte in questi 15 giorni. A Rogliano invece adesso, dove associazioni e amministrazione comunale collaborano per dare sostegno alle famiglie in difficoltà, le raccolte solidali e i buoni spesa alleviano una situazione difficile nel comune dichiarato zona rossa. Rogliano sarà ancora in zona rossa fino al prossimo 26 aprile. La linea di contagio però pare essersi arrestata nel comune del Savuto, dove nonostante il coronavirus abbia colpito diversi amministratori, si è fatto un gran lavoro per far rispettare le regole ed evitare danni peggiori. La situazione di allerta però ha acuito le difficoltà per quelle fasce della popolazione che vivono in ristrettezze economiche. Fortunatamente le associazioni del territorio, coordinate dall'amministrazione comunale, hanno organizzato delle raccolte solidali che sono servite a dare sostegno alle famiglie. Forze in campo, tra cui l'assessore Russo, l'assessore Cirelli, si sono già messi all'opera per avviare percorsi di aiuto alle famiglie più bisognose. Rogliano quindi reagisce e la nostra storia questo ci ha insegnato. E appunto per questo voglio sottolineare l'iniziativa di un gruppo di associazioni del territorio che si sono unite e danno sostegno alla città di Rogliano con un progetto di spesa solidale. L'iniziativa quindi è destinata a chiunque abbia bisogno in questo momento di difficoltà e che si è visto ridurre di molto il proprio reddito, se non addirittura azzerarlo. Ogni cittadino, ogni azienda può contribuire all'iniziativa donando dei beni a questi ragazzi che li consegneranno alle persone in difficoltà. Tutto questo in attesa che anche il supporto dello Stato giunga ai nuclei familiari e ai soggetti in difficoltà attraverso la distribuzione dei buoni spesa. Il settore dei servizi sociali del comune di Rogliano sta lavorando affinché siano espletate tutte le procedure relative alle risorse da ripartire per quanto riguarda gli aiuti attraverso buoni alimentari. Le domande arrivate sono numerosissime e sono già al vaglio dei nostri uffici per le dovute verifiche. Nei prossimi giorni quindi contiamo di dare comunicazione a chi sarà risultato idoneo sulle modalità di erogazione dei buoni alimentari. Ora ci spostiamo a Crotone, dove in un video proprio postato sui social, la Pasqua canti e balli in strada nel Rione Gesù sono stati denunciati in 7. Una festa per il giorno di Pasqua con canti e balli per strada in barba alle regole per il contenimento del coronavirus. È accaduto a Crotone, in un quartiere nei pressi del lungomare. Queste le immagini divulgate su WhatsApp che hanno fatto il giro del web e proprio grazie a questo video gli agenti della questura di Crotone hanno avviato le indagini che hanno portato alla denuncia finora di 7 persone, tra cui 2 minorenni, per la violazione delle norme finalizzate al contenimento della pandemia da Covid-19. I 7, come si vede dalle immagini, hanno preso parte ad assembramenti non autorizzati con balli, canti e pacche sulle spalle. Al momento sono 7, dicevamo, le persone identificate, ma potrebbero essere molte di più. Sono in corso infatti ulteriori accertamenti proprio per identificare le altre persone che hanno preso parte ai festeggiamenti. La questura ha anche interessato i competenti servizi sanitari per l'applicazione di ulteriori misure. E adesso una bella iniziativa in questa fase di emergenza sanitaria proposta ai calabresi dal professor Nocito dell'Unical.
Dentro e dopo la pandemia è la lettera aperta rivolta ai calabresi che dopo il lockdown, così come in gran parte del mondo, vivono in una situazione atipica e che sperano presto di passare alla tanto attesa fase 2. Oggi è partita una lettera, è sulla stampa regionale, sulla stampa nazionale. Il titolo è Lettera ai calabresi e alle calabrese, dentro la pandemia, dopo la pandemia. Testo invita all'impegno, invita a rafforzare il sistema sanitario calabrese e a fare intelligenti politiche smart per uscire dalla fase 1 e per gestire la fase 2 dell'emergenza Covid-19. Per aderire si può mandare una mail all'indirizzo letteraicalabresi.covid@gmail.com oppure partecipare, interloquire con dei giornalisti che gestiranno l'evento su un evento Facebook che trovate indicato in tutti i comunicati e sulla lettera stessa in chiusura. Speriamo che questa lettera dia orgoglio, dignità e impegno ai calabresi e ai politici calabresi. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Nelle prossime ore l'arrivo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sul Mediterraneo centrale favorirà una fase stabile e soleggiata per diversi giorni. Le temperature subiranno un progressivo aumento causato dall'arrivo di masse d'aria più calde provenienti dal Nord Africa e scaturite dall'affondo di una depressione a largo della penisola iberica. Domani cielo sereno ovunque, con temperature in ulteriore lieve aumento su tutto il territorio. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente calmi o poco mossi con venti deboli dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, è tutto, noi ci fermiamo qui, vi lasciamo ad una copertina dedicata a tutte le persone che lavorano proprio nella sanità. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo. Se viene festa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei. 1° maggio, su coraggio io ti amo e chiedo perdono. In fondo chi sono? Apri la porta, un guerriero di carta igienica e dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando non c'ero, e le lenzuola di lino. Dammi il sonno di un bambino che fa sogna cavalli e si gira, è un po' di lavoro. Fammi abbracciare una donna che stira, cantando io fatti un po' prendere in giro. Prima di fare l'amore, vesti la rabbia di pace.